totale dei tamponi sono 560.868. Sono stati fatti 12.025 tamponi in più rispetto a ieri. Ovviamente quando si dice sono stati fatti, mi rendo conto che a volte si genera confusione. Prego, accomodatevi, entrate. Prego, accomodatevi. Dicevo, quando si dice sono stati fatti 12.000 tamponi, non vuol dire che sono stati processati, cioè analizzati, refertati 12.000 tamponi, vuol dire che gli operatori hanno fatto 12.000 tamponi sul territorio, che vengono inviati ai laboratori che poi avranno la processazione. Il numero dei positivi è 19.059, sono 21 in più rispetto a ieri. Beh, l'avete titolato voi. Esatto. E sono 21 in più rispetto a ieri ed è esattamente in linea con quello che abbiamo sempre detto. Se pensate che, se volessimo anche per assurdo pensare che sono 12.000 tamponi, 21 vuol dire che cos'è? Il 2 per 1000? Meno del 2 per 1000, perché sono 12.000 giustamente, meno del 2 per 1000 il contagio. Questo va anche a giustificare l'operazione che ha validato il dottor Rigoli dell'analisi in pool delle provette, perché avendo una incidenza così bassa di positivi è inevitabile che si possano fare le analisi in pool. E poi abbiamo gli isolamenti, sono 3.132, altre 78 persone uscite dall'isolamento. I ricoverati sono 541, meno 25. Se fate caso, i ricoverati adesso stanno scendendo meno lentamente. E perché? Perché comunque stiamo andando verso il nocciolo duro, che anche di ricoverati che sono problematici, e quindi la parte, quella più veloce del ricovero, della dimissione, se ne sta andando, e restano magari i casi più complicati che avranno un periodo magari di cure più prolungato. Le terapie intensive, questo è un bel dato, sono 40, 12 in meno, delle quali 12 positivi e 28 negativi, quindi noi in teoria dovremmo dichiarare 12 persone Covid in terapia intensiva, quindi 40 sono meno 12 rispetto a ieri. Quante sono? No, meno 7, 6, 7. E i dimessi sono 3.254, sono 25 dimessi in più. I morti sono 1.342 più 5, ma in totale sono 1.854. I nati sono 82. Vi do anche un dato che abbiamo fatto raccogliere, lo sportello inoltre. Voi sapete che da anni stiamo gestendo questo sportello che è nato per i suicidi in virtù della crisi del 2008, che poi vabbè, noi l'abbiamo aperto forse nel 2012, lo sportello, quindi ha 8 anni, e vi dico solo che l'abbiamo rinforzato per il coronavirus, e il totale ad oggi sono 3.950 chiamate e 1.617 colloqui psicologici, quindi prese in carico 1.617 persone, quantomeno con un primo colloquio psicologico, tutto gratuito. Ricordo a chi mi sta ascoltando che lo sportello inoltre è uno sportello di servizi psicologici e quindi di assistenza psicologica erogato dalla Sanità del Veneto, gratuito, quindi se qualcuno vive qualche difficoltà in un momento come questo è possibile, una telefonata in oltre si chiama, quindi lo si trova, magari domani portiamo anche il numero, Federico si ricorderà, e via. Voglio solo dirvi oggi dei bimbi, vi do solo un dato che mi fa piacere, vi ho detto prima, questi 8 fratellini mi hanno scritto e sono Esther di 8 anni, Giovanni di 9, Davide di 7, Mattia di 5, Marta di 4, Noemi di 2, Diletta di 1 e Michele di 2 mesi, sono 8 fratellini, da Venezia, centro storico, e ci hanno mandato il disegno di gruppo che hanno fatto, li volevo ricordare e li volevo salutare, che sono i fratellini Sartore, quindi salutiamo tutti 8. E pubblicheremo il loro lavoro all'apertura a questo punto della mostra, visto 8 fratellini, è una roba che è unica. Allora saluto tra i presenti, saluto ovviamente
le operatrici e gli operatori dei servizi mense scolastiche, che giustamente questa mattina sono venuti a sollevare un problema, che è quello di una categoria che spesso magari nel sistema di ricordare, no, nell'ottica del ragionamento delle realtà in difficoltà, magari ci si dimentica sempre di qualche categoria. Quindi un saluto a loro che giustamente vivono un momento di difficoltà, essendo chiuse le scuole, le messe non producono pasti e quindi gli operatori non lavorano. Sono in un momento di difficoltà di cassa integrazione che spesso in alcuni casi, mi dicevano le rappresentanze sindacali che ho incontrato questa mattina assieme ai lavoratori, non anticipano le aziende e quindi sono ancora in attesa della partita della cassa integrazione, però giustamente da buoni lavoratori mi dicono: noi vogliamo sapere e avere tranquillità del fatto che possiamo tornare a lavorare. Penso che questo dia, come si può dire, dia assolutamente spessore a questa protesta. Noi stiamo lavorando perché le scuole si aprano, non avete di fronte chi pensa che le scuole debbano restare chiuse. Prova ne sia che anche quando abbiamo discusso di elezioni abbiamo sempre detto facciamole in estate per evitare oltretutto che si aprano e si chiudano le scuole e ci sia sempre sto stop and go che sicuramente non è igienico. Guardate, grazie. Volevo a questo punto lasciare la parola alla dottoressa Russo. Siccome molti mi avete chiesto ma è finita, non è finita, positivi, non positivi, lei in 5 minuti vi dà 2 spiegazioni anche rispetto al lavoro che si sta facendo e dopodiché sono a disposizione io per le domande. Prima le facciamo alla dottoressa Russo e poi a me. La dottoressa Russo è colei che materialmente ha fatto il piano di sanità pubblica, quindi alla volta di gennaio, quando il governo, o meglio il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità scrisse guardate che c'è il rischio che arrivi, e noi ci siamo preparati, quindi siamo andati a comprare l'ombrello perché arrivava pioggia, gli stivali, come si fa sempre, no? E quindi la dottoressa Russo è colei che ha definito il piano di sanità pubblica come direttore della prevenzione, i tamponi, a chi si fanno i tamponi, tutte le cose che conoscete, tanto è vero che quel 21 febbraio sera con i primi 2 contagiati lei ci ha messo nelle condizioni di partire subito, ad esempio con la partita dei tamponi. Ricordo che al 4° giorno avevamo fatto 6.000 tamponi dopo Vo. Dopo lei riconosce sempre che io ho voluto fare i tamponi contro legge, ma dice ha fatto bene. Boh, eccolo qua, prego. Lascio il posto. Grazie. Si tolga pure anche la mascherina. Sì, grazie. Mattia è centrale. Qua? Il microfono. Ok, va bene. Si faccia sotto con la sedia, dottoressa. Ok, mi vedete? Sommersa. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio il Presidente per l'opportunità che mi ha dato di spiegarvi un attimo, diciamo, come vanno interpretati i dati, perché questo credo che sia molto importante e questo è effettivamente il mio mestiere. Allora, i dati che noi comunichiamo tutti i giorni e che comunichiamo anche 2 volte al giorno hanno un significato molto importante che ci permette di valutare il trend, di valutare un trend che comunque è giornaliero. Quindi va interpretato come un dato legato a quel giorno e poi noi come operatori di sanità pubblica abbiamo il compito di valutarlo nel tempo. Questo lo dico perché abbiamo un monitoraggio regionale e nazionale che è molto specifico sull'andamento dell'epidemia ed è legato a degli indicatori che sono appunto indicatori di risultato. Questi indicatori di risultato, io qui ho la tabellina, sono il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni. Quindi noi li mandiamo al Ministero ogni settimana, però la valutazione viene fatta sui dati, sul trend, sul numero di casi degli ultimi 14 giorni. Questo è il primo indicatore che ci dà la possibilità di capire se siamo in una situazione stabile rispetto ai 14 giorni precedenti, se siamo in aumento o se siamo in decremento. Altro indicatore di risultato è il cosiddetto R con T. Avete sempre sentito parlare probabilmente dell'R con 0. L'R con 0 è un indice che stabilisce quanto una malattia può essere contagiosa.
Invece in questo caso, dove abbiamo una malattia che già è circolata nella popolazione, il tasso di contagiosità si chiama R con T. E secondo le indicazioni del Ministero e le indicazioni naturalmente internazionali, questo R con T, per collocare una regione in una fascia di bassa contagiosità, si deve mantenere al di sotto di 1. Quindi, in base ai nostri dati, cioè al numero di casi che noi trasmettiamo al Ministero, all'Istituto e alla Protezione Civile, automaticamente il Ministero ci calcola questo R con T, cioè la contagiosità presente nella nostra regione, e ci dice se è superiore a 1, se è pari a 1, se è sotto 1. Per gli ultimi dati noi siamo a 0,41 e questo è uno degli indicatori principali che fa sì che allo stato attuale la nostra regione sia definita con una contagiosità bassa. Poi abbiamo un altro indicatore che è quello del trend settimanale, che si include a quello che ho detto prima, che è quello dei 14 giorni. Quindi rimane che noi settimanalmente siamo valutati, però questo sta all'interno della valutazione dei 14 giorni. E poi abbiamo un altro indicatore che io ritengo molto importante, che è il numero di focolai. Cosa vuol dire? Vuol dire che è importante sì calcolare il numero dei singoli casi, ma nella valutazione dei casi, oltre alla numerosità, bisogna contare quelli che sono correlati fra di loro. Quindi più è alta la contagiosità, il famoso R con T, maggiori e più grandi sono i focolai, che sono quelli che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Quindi il Ministero vuole sapere settimanalmente quanti focolai ha la Regione. Questo è legato a questo R con T e sta a misurare due cose: la contagiosità, la capacità della Regione di prendere in carico i focolai e poi la localizzazione geografica dei focolai stessi, perché l'aumento dei focolai da una settimana all'altra, superate le 2 settimane, questi 14 giorni famosi, in alcuni casi secondo una valutazione mensile, potrebbe portare la regione o una parte della regione dalla fase 2 alla fase 1. Quindi questo è estremamente importante e indica appunto come siamo messi a livello dell'intero territorio, ma anche a livello di ogni singola azienda ULSS. Infatti stiamo implementando un cruscotto di valutazione dove i colleghi delle aziende ULSS mettono dentro i dati, individuano i focolai e faremo in modo di avere proprio periodicamente, ma speriamo anche giornalmente, la possibilità di valutare che ogni azienda ULSS controlli l'andamento di tutti questi parametri che vi ho illustrato, quindi dati settimanali, dati di ogni 14 giorni, l'R con T, il numero dei focolai, perché sia ulteriormente responsabilizzata rispetto al controllo del proprio territorio. Abbiamo poi anche degli indicatori di performance o perlomeno di capacità della risposta della sanità nel controllo dell'epidemia. E sono il numero di operatori della sanità pubblica, intendo del servizio igiene e sanità pubblica, dei dipartimenti di prevenzione che fanno il contact tracing, cioè che fanno l'indagine epidemiologica, che è la misura principale che permette l'interruzione della circolazione del virus. Poi abbiamo i ricoveri ospedalieri, sia in area non critica sia in terapia intensiva. Indicatori estremamente importanti perché sono direttamente correlati alla gravità della malattia, perché noi potremmo anche avere un certo numero di focolai che magari non diminuisce, l'importante è che non aumenti, ma dei casi che sono paucisintomatici, quindi con pochi sintomi, o asintomatici, quindi anche questo è molto importante. Quindi questo insieme di pacchetti, poi ci sono altri indicatori ma non scendo nel dettaglio, questo pacchetto di indicatori è un pacchetto di indicatori che ci fa capire che il valore di un dato
espresso, rappresentato in un momento della giornata o di 2 giornate o di 3 giornate, lascia il tempo che trova. Va valutato, ma va valutato nell'insieme di quegli indicatori che ci permettono veramente di valutare l'andamento epidemico di una malattia. Questa è la cosa che ci tenevo insomma a far sì che poi ogni 0, 1, più 2, più 3 non diventi una notizia, ma è un dato inserito in un andamento. Poi il Presidente ha spesso accennato al piano tamponi. Allora, volevo fare se posso 2 minuti di specificazione, di descrizione di quello che è il nostro lavoro sui tamponi. È chiaro che dalla sera del 21 febbraio, quando il Presidente ha deciso di estendere l'esecuzione del tampone a tutta la popolazione di Vo, e questo non stava nelle linee guida ministeriali, il servizio di igiene pubblica di Padova si è attivato subito a trovare con il sindaco i posti dove la popolazione potesse afferire per l'effettuazione dei tamponi. Si sono subito attivati, nel giro di pochi giorni hanno fatto tantissimi tamponi. Da allora abbiamo cominciato a strutturare un piano di esecuzione di tamponi che fosse legata sia all'individuazione dei nuovi casi, principalmente, perché quello era il primo movens, la come si può dire, attestazione di guarigione degli stessi, con l'esecuzione di 2 tamponi alla fine del periodo di quarantena e alla dimissione ospedaliera, per garantire che la persona non avesse più il virus, e quindi questo viene fatto automaticamente, ma abbiamo anche strutturato una messa a sistema del controllo di quelli che sono le categorie, i target per noi più importanti. Gli operatori sanitari, dove abbiamo distinto gli operatori sanitari dei reparti a rischio, intendo il pronto soccorso piuttosto che la terapia intensiva, e poi anche le USCA, quelli che maggiormente hanno contatto con i soggetti positivi, e poi di tutti gli altri operatori, ma anche degli amministrativi del sistema sanitario regionale. Abbiamo in